Risale a pochi minuti fa il fatto che sono entrati dentro in una famiglia dove le due persone erano via e questi signori in tre sono entrati dentro incappucciati, hanno aperto la porta, hanno fatto quello che adesso accerteranno i carabinieri e anche magari le proprietarie rientrando proprio qualche minuto fa. E dopodiché ecco, si farà un po' la conta dei danni e capire quello che è successo. A raccontare nell'immediatezza dell'accaduto l'ultimo della serie di furti in abitazione che hanno colpito il territorio di Quinto Vicentino è il primo cittadino, mobilitato dalle recenti incursioni registrate, una decina in un mese nello stesso quartiere a Villaggio Montegrappa, molti consumati durante il giorno. Un ennesimo caso veramente che lascia sconcerti perché in pieno giorno in una via dove la gente è allertata da parecchio tempo, hanno costituito una chat, hanno fatto una petizione, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, ci siamo mobilitati tutti per cercare di evitare e prevenire questi fatti, purtroppo accadono ancora ed è inspiegabile il fatto perché quest'area qui così sia veramente presa di mira. Indetta l'assemblea pubblica proprio per far luce sul problema che allarma la comunità e quali strumenti da mettere in campo. Cittadini, al momento 120, riuniti in una chat spontanea che chiedono proprio si parta dall'istituzione del controllo di vicinato. Il controllo di vicinato innanzitutto che ci è stato già garantito, anzi abbiamo già depositato i nomi dei volontari alla consigliera in comune per attivazione. Poi chiediamo delle videocamere per presidiare almeno le zone e le vie di accesso e di uscita al villaggio. Ecco, questo è più complicato anche per un discorso economico, però non ci è stata chiusa la porta anche di questa fattibilità. E poi anche maggiore illuminazione